Il 44% dei campioni analizzati da Goletta Verde lungo le coste siciliane è risultato oltre i limiti di legge. È stato questo il quadro presentato durante la conferenza stampa organizzata a Porto Empedocle con la partecipazione di Daniele Gucciardo, presidente Legambiente Rabat Agrigento. Il monitoraggio della costa della Sicilia quest'anno si è svolto tra la fine del mese di giugno e gli inizi del mese di luglio. In tutto sono stati campionati 25 punti, di cui 16 a mare e 9 in situazioni critiche di scarico, foci di fiume o torrenti. Su 25 punti campionati, 14 sono risultati entro i limiti di legge e i restanti 11 hanno evidenziato criticità per una scarsa e inefficiente depurazione. In particolare 2 punti sono risultati inquinati e 9 fortemente inquinati. Focus dei punti campionati nella provincia di Agrigento sono stati 3. 2 foci risultano inquinate, una entro i limiti. Il punto alla foce del torrente Consalamone a Sciacca è risultato fortemente inquinato, mentre quello alla foce del fiume Acragas ad Agrigento inquinato e il punto a Licata alla foce del fiume Salso è risultato entro i limiti. Come sta il mare agrigentino? Non sta benissimo, lo vedremo con i dati che verranno diffusi tra qualche minuto nella conferenza stampa di Goletta Verde. Noi per molti anni, da molti anni, monitoriamo le foci dei fiumi, del fiume Salso, del fiume Palma, del fiume Acragas, del fiume Naro, del torrente Cansalamone e anche del fiume Platani. Facciamo 3 prelievi ogni anno alternandoli con altri, in maniera tale da avere sempre sott'occhio la qualità delle acque di questi importanti 3 corsi d'acqua. Il metodo di Goletta Verde è quello di monitorare l'acqua di interfaccia, cioè l'acqua che arriva al mare dall'entroterra, per capire la qualità della depurazione dei nostri centri urbani, e devo dire che nel corso degli anni le notizie non sono mai state molto incoraggianti. Ci sono punti molto critici che sono il torrente Cansalamone a Sciacca, che è perennemente inquinato, e lì bisognerebbe immediatamente o molto celermente intervenire. So che si sta lavorando per il depuratore, però ancora oggi le acque del centro urbano vengono sversate direttamente in mare nei pressi del porto di Sciacca. Nel fiume Salso quest'anno abbiamo fatto dei prelievi, però non posso anticipare nulla perché verrà diffuso tra pochi minuti. Ma relativamente buono, diciamo, a parte il fatto che nei punti che abbiamo monitorato 2 di questi risultano inquinati, di cui uno fortemente inquinato, quello di Sciacca, quello che abbiamo monitorato a Sciacca, e quello appunto alla foce del fiume Acragas, che risulta inquinato, mentre quello di Torre Salso risulta entro i limiti. Quindi insomma diciamo che anche lì bisogna intervenire perché appunto i sistemi di depurazione siano maggiormente più efficienti ed efficaci nel trattare le acque depurate, le acque reflue depurate.